The Port of Trieste has launched its largest infrastructure project to date, the new Molo 8 container terminal. Backed by a €316 million public-private investment, the project will be able to handle up to 1.6 million containers a year once completed. For the first time in Friuli Venezia Giulia, a public debate will be held before final decisions are made, with 4 meetings scheduled in July. Questa ci permette di presentarci anche all'esterno e all'estero, perché noi abbiamo concorrenti esteri, diciamocela tutta, e quindi si muove Capodistria, si muove Rijeka, ci stiamo muovendo anche noi, che era un po' un passaggio importante da saltare, e quindi oggi possiamo dire che grazie anche a degli investitori privati internazionali possiamo offrire un porto che risponde, se mi consentite, visto che oggi siamo attaccati da crisi internazionali, da geopolitica che ogni giorno cambia. Cioè, questa è una pillola di ottimismo che noi abbiamo nel nostro porto, e gli operatori, non solo quelli del porto, ma anche le industrie, gli operatori economici della regione Friuli Venezia Giulia avranno una risposta. Io comunque confido che la società civile triestina possa effettivamente contribuire, innanzitutto possa essere informata pienamente di quello che è questo progetto, e poi possa contribuire eventualmente dando una qualche forma di contributo.